Allora, oltre alle serie robotiche di Cyborg, gli anni 70 videro il proliferarsi di serie tratte da romanzi. Il primo anime basato sul romanzo fu Moomin, realizzato nel 1969 dalla Mushi, ma lo stravolgimento del carattere originale del romanzo provocò molte critiche anche da parte dell'autore stesso. Si finì così per considerare il primo anime tratto da un romanzo il successivo Le favole della foresta, prodotto nel 73, anime piuttosto fedele al romanzo. Tuttavia il più famoso anime tratto da un romanzo venne un anno dopo, nel 74, con la trasposizione animata del romanzo Heidi, a cui parteciparono personaggi come Yoshiyuki Tomino, quello di Zambot 3, che abbiamo visto la scorsa puntata, che da poco aveva tra l'altro completato anche Toriton, e Hayao Miyazaki, ancora molto giovane. Il tutto sotto il controllo della neonata Tsuyo Eizo. Dal 75 divenne la Nippon Animation. E Gonagai nel 73 con la Toei aveva dato vita a una serie di nome Cutie Onei, che raccontava le vicende di questa Onei, una ginoide in grado di trasformarsi in 7 personaggi diversi, così da diventare ben presto l'idola delle ragazzine giapponesi. Tuttavia anche i maschietti si ricordano di Onei, perché durante la trasformazione la ragazza rimane completamente nuda per pochi secondi e quindi è subito cult. Altri lavori importanti della Toei non riconducibili al robot furono Candy Candy del 76, Falco e il Super Bolide sempre del 76 e Grand Prix il Campionissimo nel 77. Che titoli che mi stai dicendo? Succedono. Nella mischia si butta anche la Tokyo Movie, la quale però, ad eccezione di Doraemon, uscito per la prima volta nel 73, e la cui seconda serie conta più di 1500 episodi, creò solo serie di poco successo, arrivando sull'orlo della bancarotta. Il presidente allora, nel 76, decise di giocarsela il tutto per tutto, puntando su solo 3 serie che effettivamente salvarono la Tokyo Movie dal fallimento. Le 3 serie le conosciamo tutti, sono Tommy la stella del Giant, Remy e le sue avventure, ma soprattutto Lupin III, uscite tutte e 3 nel 77. La Tatsunoko era l'unica che davvero se la passava bene con i suoi cyborg e altre serie affine, fino a che non morì il fondatore, Tatsuo Yoshida, nel 77 a causa di un cancro al fegato. Molte figure importanti se ne andarono e quelle nuove abbandonarono il filone cyborg, cercando di rilanciare la casa, cominciando nel dar vita a un anime come il fighissimo del baseball. Il grande escluso di tutto era Tezuka, la cui ultima opera di animazione era stata addirittura I Bonbon Magici di Lilli del 71. Si rifece vivo nel 77 in occasione della prima maratona a scopo di beneficenza della storia della televisione mondiale, organizzata dall'NTV, maratona durata 24 ore filate. In quell'occasione Tezuka presentò Le avventure di Bander, prima opera non seriale di animazione realizzata per la televisione, tanto da essere paragonata ad una produzione cinematografica. Tale opera venne ispirata dal manga di Tezuka stesso, Blackjack. In definitiva, tra il 74 e il 79 furono prodotte e trasmesse in Giappone 133 nuove serie televisive di animazione, tanto che nel giugno del 78 uscì il primo numero di Animage, la prima rivista mensile interamente dedicata all'animazione e al suo mondo, con immagini, disegni preparatori, interviste, anticipazione, notizie e sondaggi. Ora, vista l'enorme importanza che portò alla Tokyo Movie, soprattutto al nostro immaginario, facciamo sentire la grande sigla di Lupin III, quella della seconda serie, conosciuta anche come Lupin Fisarmonica, per la presenza di una fisarmonica che c'è nell'introduzione strumentale e nell'arrangiamento. È cantata da Irene Vioni, famosissima, ricordiamo, con l'accompagnamento dell'orchestra Castellina Pasi. Grazie Paolo. Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin. Era qui un momento fa, chissà dove, dappertutto hanno visto Lupin. Ogni porta si aprirà, chissà perché, se la carezza Lupin. Sto tremando qui dentro di me, chi lo sa, stanotte tocca a me. Se gioielli ed
vecchietti sotto i ponti, Lupin. Quanti cani poliziotti ha dietro se, ma sarà un osso duro, Lupin. Ruba i soldi solo a chi ce n'ha di più, per darli a chi non ne ha. Sembra giusto, però non si fa neanche un po'. A me però è simpatico e non saprei dire di no a Lupin. Il mio cuore da no. Ruba i soldi solo a chi ce n'ha di più, per darli a chi